Sindaco, lei stamattina ha incontrato gli operatori turistici del territorio per programmare cosa? Ma è fondamentale rispetto a quello che noi stiamo portando avanti come promozione turistica, che ci sia, si costituisca una rete in cui sicuramente i protagonisti sono gli operatori turistici e del settore enogastronomico. Quindi questo è il secondo appuntamento che noi facciamo con loro, uno per ascoltare, perché chi vive l'esperienza turistica, come dire, in modo quotidiano sa quali sono magari i problemi che vanno superati e quindi li ascoltiamo per capire come intervenire, come abbiamo fatto. Due, perché per condividere con loro il progetto, perché l'impegno dell'amministrazione comunale è un impegno che va in una direzione ben precisa: offrire un'offerta turistica di qualità, dove è possibile coniugare la bellezza delle spiagge, le bellezze naturali col centro storico e la ricchezza di una storia che ha una parte araba e una parte ebraica di questo paese, e la riscoperta e la scoperta di luoghi, a cominciare dal santuario, dal castello Caramontano, dal museo Mete e tantissime altre cose che noi stiamo in qualche modo portando avanti per arricchire appunto un pacchetto affinché la gente arrivi a Siculiana e possa vivere davvero un'esperienza